Grazie Presidente, anch'io mi associo alle parole delle colleghe senatrici Sbrollini e Stefani. Sono in contatto da ieri con i rappresentanti istituzionali della città di Vicenza, in modo particolare con il sindaco Giacomo Possamai, che sta seguendo questa situazione assai delicata che ha portato a scelte in queste ore per tentare di proteggere la popolazione, gli studenti, la città, insomma l'intera provincia, per garantire che non ci siano ulteriori devastazioni e danni ad una realtà così importante come quella di Vicenza. Credo anch'io che sia necessario da parte del Governo prestare la massima attenzione a quello che sta avvenendo, garantire tutto l'aiuto possibile alla città di Vicenza, alla Regione Veneto, perché gli interventi che dovranno essere fatti siano interventi efficaci e realizzati in tempi veloci. E credo anch'io che in quest'Aula tutti quanti dobbiamo renderci conto che la questione dei cambiamenti climatici è sempre più una questione che riguarda la vita quotidiana delle persone, la vita quotidiana delle nostre città, del nostro territorio, e deve entrare fino in fondo nell'agenda politica, nell'agenda culturale delle forze politiche e del Parlamento, per fare una serie di interventi che ci permettano di affrontare fenomeni come quelli che abbiamo visto in Veneto nel corso di questi mesi, che hanno avuto a che fare con la siccità, e per affrontare elementi e fenomeni come quelli di cui abbiamo avuto a che fare nel corso di questi anni e in questi giorni, legati ad eventi atmosferici eccezionali che rischiano quindi di creare dei danni alla nostra realtà. È già avvenuto in altre realtà del Veneto nei mesi passati, ancora non sono stati fatti tutti gli interventi necessari. Io credo che a partire da questa vicenda che riguarda la città di Vicenza sia necessario intervenire efficacemente, sostenere con gli aiuti necessari quel territorio e soprattutto fare in modo che nell'agenda culturale e politica del Governo e del Parlamento il fenomeno dei cambiamenti climatici non solo non venga negato, ma venga affrontato con la dovuta attenzione. Grazie.